5 maggio 2000. Muore a Firenze il campione Gino Bartali. Da atleta il suo peso forma è di 70 kg, distribuiti su 1,72 m di altezza. La sua carriera dura 20 anni, nel palmarès 3 Giri d'Italia e 2 Tour de France, ed è quasi parallela a quella del suo grande rivale Fausto Coppi. I due, insieme, segnano una stagione mitica del ciclismo italiano. Queste immagini si riferiscono al Giro della Toscana del 1950. Gino è accanto a Ferdi Kubler, l'asso elvetico, suo rivale e amico. E anche l'Emilia, a 2 passi da casa, conosciutissima nelle sue strade dal campione di Ponte a Ema, lo ha visto trionfare. Anno 1952, 36esima edizione del Giro dell'Emilia. Bartali compie una grande impresa sull'Abetone. Gli avversari riescono a riprenderlo. Ma nella volata a Bologna domina tutti, imponendo quello scatto che era nelle sue possibilità di corridore più di tutti fornito di energie, di fondo, di resistenza alla lotta. Nel 1953 il Giro della Toscana lo vede dominatore assoluto. Solo in gara, lungo le asperità del tracciato, scattante, irresistibile. Bartali è toscano, fiorentino come nessuno. Un contado di Firenze sa produrre anche uomini di così veementi doti fisiche che possono concedersi il lusso, è il caso di Bartali, è un altro dato della mitologia di Bartali, di accendersi una sigaretta dopo un arrivo in salita logorante, quando gli altri ciclisti piegano il capo sul manubrio senza più respiro, sopraffatti dalla fatica. Naturalmente gli uomini del contado fiorentino, anche se respirano bene come Bartali, hanno la lingua lunga. E non si negherà che Bartali sia un eroe particolarmente linguacciuto, come vuole la sua leggenda. Comunque è un eroe dall'ingenuo punto di vista dello sport. In quanto uomo ama la sua terra d'un pudico e agreste amore toscano. Non ha certo destato meraviglia il fatto che, non più campione ciclista, Bartali sia oggi un produttore di vini nella sua cara zona del Chianti. Bartali ha una misura classica nel suo estro. La sua toscanità rissosa ma sobria ricorda i personaggi di certa Firenze cinquecentesca, piuttosto che i personaggi di Renato Fucini. Voglio dire a Bartali di confermare che lui ha tentato sempre di andare d'accordo con un povero Fausto. Sì, io ho tentato. Anzi, gli aveva detto una volta, guarda, andiamo d'accordo. Io vinco 10 gare, tu vinci 10 gare, io 2. Lui 10 e Coppi 2. E no, Coppi gli rispose, così. preferisco non vincere più una corsa che stare d'accordo con te. No, vede tutto questo tifo che c'era. Ma che cosa vuol dire stare d'accordo? Vuol dire mettersi d'accordo su chi deve vincere? No, non vincere. Quando non devo essere io che gli fa perdere la corsa e vinca un altro. Per esempio lui va via in fuga. L'unico forte che può riportare il gruppo a prendere lui sono io. Allora io non vengo a danneggiarti. Se gli altri ce la fanno a prenderti, bene. Se no io rinuncio e tu vinci. Però una volta che vado via io, rinuncia te a favore mio. Lascia lavorare sempre gli altri. Ma anche questo però mi pare poco sportivo, io non so, da tutti questi discorsi. No, siccome dicevano i tifosi che noi si perde la di mondo perché non si va d'accordo, si perde quello perché non si va d'accordo. Lui non mi voleva mai al Giro di Francia perché sennò dice che lui non mi tira e non si va d'accordo. Poi insomma l'idea era di far vincere la squadra italiana, sì, far vincere l'italiano. Allora io ho detto, io vado d'accordo con Fausto. Allora sotto questo aspetto sì, siamo... Perché sennò si perde sempre. Ho capito. Invece se vado via io a campione del mondo, lui prima a prendermi me, così spendo energie io, le spende lui e diventano più forti gli altri. Ho capito. Invece se si sanifica uno sì, a favore dell'altro, Coppi perché ha vinto a Lugano? Perché ha sanificato tutta la squadra a nome suo. A me non mi hanno mai dato una squadra tutta per me.